Radio Libertà, subito la linea a Robert Lingar, se volete parlare con lui, 02 92 94 7222. Ben trovato Robert. Sì, ben trovato a te, ben trovato a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi ero indeciso se iniziare con una notizia buona o una notizia cattiva, però poi ho deciso che inizierò con la notizia cattiva per poi arrivare a quella buona. Quella cattiva qual è? Quella cattiva è quella sotto gli occhi di tutti e che tra l'altro viene riportata da Repubblica, che ci dà una dimensione di quelli che sono gli effetti negli ultimi anni di quello che è stato il peso nel portafoglio degli italiani dei costi dell'energia, dell'inflazione dei beni primari ed in modo particolare dei beni di prima necessità, perché come abbiamo ricordato nelle scorse puntate, l'inflazione non ha toccato trasversalmente di maniera uguale tutte le classi sociali, ma è ricaduta soprattutto sulle classi sociali più svantaggiate, perché l'inflazione ha toccato nel suo aumento soprattutto i beni di prima necessità e quindi quelli necessari per la sopravvivenza, come appunto il cibo. E stando a quanto riporta Valentina Conte, bravissima giornalista di Repubblica, oggi in Italia i salari sarebbero a picco. E per quale motivo i salari in Italia sono a picco in questo periodo? Questo perché l'inflazione si è mangiata ben 14 punti di potere d'acquisto in 3 anni, quindi non solo la crisi energetica ma anche la pandemia ha detto la sua sia sull'inflazione che sugli effetti che l'inflazione ha avuto sui salari e quindi sull'erosione del potere d'acquisto degli italiani. Ma noi vogliamo spiegare che cosa significa questo, perché in tanti nei telegiornali, nelle televisioni, nel talk show parlano di questo potere d'acquisto, ma pare che in pochi possano capire cosa significhi appunto questo potere d'acquisto, proprio perché le persone normali non sono abituate a parlare su macrosistemi che vengono solitamente rapportati nei libri, ma che invece hanno un impatto molto pesante nella vita reale delle persone. Se aumenta l'inflazione, quindi aumenta anche il costo della vita e io percepisco 1.500 euro netti, mettiamo, di stipendio al mese, una circostanza che in Italia è molto positiva, e aumenta l'inflazione, a parità di salario io posso acquistare meno beni per quello stesso salario. Quindi sostanzialmente io vi impoverisco. Ci dovrebbe essere un aumento dei salari uguale a quello dell'inflazione, sostanzialmente per calmierare e quindi azzerare l'impatto che l'inflazione ha sull'aumento dei beni primari. Quindi questo è un effetto, l'aumento dell'inflazione è preoccupante proprio perché riduce il valore che i cittadini normali hanno in tasca. E quello che ci dice oggi Valentina Conte, riportando quelle che sono le nuove previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, è che gli italiani oggi si trovano di fronte ad una perdita sostanziale in termini di retribuzioni e tanto vero, scrive lei, l'occupazione oggi torna allo zero, virgola, dopo ovviamente un rimbalzo forte nell'ultimo biennio che, badate bene, non è dovuto sostanzialmente ad una crescita strutturale dell'economia, ma al fatto che prima di questa crescita in termini di contratti di lavoro c'erano stati licenziamenti massicci e crolli anche di imprese dovute appunto all'impatto economico che la pandemia ha avuto. Ebbene, in questo senso è essenziale anche fare un altro collegamento ipertestuale se vogliamo, perché il dibattito pubblico di questi 2-3 anni sulla pandemia è stato sostanzialmente incentrato sull'impatto che la pandemia ha avuto dal punto di vista sanitario.
ma pochi hanno invece sottolineato l'impatto che questa pandemia ha avuto sul sistema economico e sulla tenuta nel lungo termine dello stesso sistema economico. Questa forse è una riflessione che il legislatore, il governo e il Parlamento dovrebbero fare quando istituiranno questa benedetta commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Quindi in questo senso la pandemia non ha toccato soltanto 150, 170, 200 mila morti, ma ha toccato la vita concreta anche delle persone che hanno dovuto subire gli effetti del lockdown, effetti che non sono stati per moltissimi fortunatamente non sanitari, ma che si sono sentiti sicuramente nel loro portafoglio e nella loro stabilità di vita, perché come pochi dicono e in molti si ricordano, quando c'è stato questo rimbalzo occupazionale, la maggior parte dei nuovi contratti di lavoro non erano contratti a tempo indeterminato, ma contratti a tempo determinato. Quindi il lavoro flessibile è entrato strutturalmente nella vita degli italiani e molto spesso il lavoro flessibile in Italia non è sinonimo di elasticità, ma di precarietà occupazionale. Quindi nel 2023, come ci dice appunto, ritornando all'ufficio parlamentare di bilancio, il PIL frena solo al più 0,6%, l'occupazione al più 0,5%. E soprattutto i salari non aumentano tanto quanto l'inflazione. Infatti si soffermano ben al di sotto dell'inflazione che non dà assolutamente cenno a diminuire. Robert, ti interrompo, abbiamo una chiamata per te. Buonasera signor Robert di Getta. 2 paroline volevo dirle sui tassi, signor Robert. Allora, i prezzi in Europa arriveranno tra il 4 e il 6%, sembra, perché queste sono le previsioni della società di fondi Etenea, che considera questi scenari un buon compromesso per frenare l'inflazione ed evitare la recessione. Tutto qua, la saluto e buon fine settimana. Sì, grazie mille. Hai fatto bene, Lisetta, tra l'altro bentornata a ricordare questo fatto, come ben tu saprai e l'ho ripetuto più volte, io non tendo più a fidarmi di queste manovre imposte dall'alto dalla Commissione europea, soprattutto anche dalla Banca Centrale Europea, soprattutto perché proprio la Presidente della Banca Centrale Europea ha ammesso di avere cannato, scusatemi il termine molto gergale, le previsioni sull'inflazione. Certo, ovviamente alzare i tassi di interesse è un tentativo per ridurre l'inflazione, ma sicuramente non è la panacea per affrontare tutti i mali. Torniamo invece a questo rapporto dell'ufficio parlamentare, perché a noi piace parlare di numeri, perché proprio l'Istat pochi giorni fa ha pubblicato un rapporto dove ci ha ricordato che l'anno scorso l'Italia ha sfiorato il più 4% di crescita, quindi si è fermato sostanzialmente a un più 3,9%, che se voi guardate la crescita dell'Italia annuale negli ultimi forse 20 anni è un numero quasi da record mondiale, soprattutto nel XXI secolo, perché guardate bene che l'Italia in questo caso ha fatto bene, ha fatto meglio sia della Francia che della Germania, ma anche della media europea, e addirittura meglio degli Stati Uniti e della Cina. Quindi è stato un record sostanziale per l'Italia, che sicuramente è servito per dare credibilità internazionale al paese. Però il 2023 non si prospetta essere un anno buono, tanto quanto il 2022, perché si sommeranno diversi effetti sull'economia, provenienti da diversi fattori, che sono da una parte la guerra e dall'altra i rincari costanti sulle materie prime a partire da quelle energetiche. E quindi, sebbene non si tratti di qualcosa che secondo alcuni non è tragico, sembra che comunque nel 2024 quindi l'anno successivo, si possa tornare a parlare di una crescita
marginalmente più significativa, all'incirca di un più 1,5%. Quindi il governo Meloni avrebbe ereditato da questo punto di vista una fase di transizione, i cui effetti dipenderanno da come questa fase di transizione verrà gestita. Nel mezzo, però, a causa dell'inflazione bisogna fare i conti con una forte contrazione dei consumi delle famiglie per il successivo biennio, con un impatto ovviamente negativo anche sull'occupazione, perché se l'anno scorso erano stati attivati 380.000 posti di lavoro, quest'anno questi numeri sembra che non possono nemmeno essere minimamente sfiorati. Quindi questo è quanto ci riporta la bravissima Valentina Conte attraverso i dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio, sicuramente dei dati su cui riflettere. Robert, scusa, un'altra chiamata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buongiorno signor Robert, sono Ferdinando, telefono dalla provincia di Verona. Niente, lei quello che dice è sacrosanto, però bisogna tenere conto anche del fatto che lei questi numeri che sta dando sono numeri di per sé drammatici in una situazione di stipendi più bassi del mondo industriale occidentale, vero? Perché noi abbiamo veramente stipendi più bassi. Come si può contrastare una rinascita con stipendi di questo genere? Questo è il problema, che si parla tanto della decrescita dei figli, che non si fanno figli, eccetera, ma qua se nell'Istat purtroppo esiste il fatto che il lavoro viene considerato coloro che fanno un'ora. Come si può pretendere di programmare una vita, inserire i giovani nel lavoro e via dicendo? E questo è un dato drammatico, che però non si vuole metterlo in risalto. Ecco, salve, grazie. Sì, salve, grazie. Lei ha toccato un nervo scoperto, che tra l'altro mi avrebbe fornito anche, grazie, tra l'altro mi fornisce, come si dice, l'assist per parlare della forse buona notizia, perché vedi, la tragicità, come ci ricordava il nostro ascoltatore, del fatto che i salari degli italiani vengono erosi dall'inflazione non è soltanto determinato dal fatto appunto che l'inflazione erode i salari italiani, ma erode i salari di quell'unico paese in Europa in cui i salari sono diminuiti negli ultimi 20 anni, però con un'anomalia, perché come voi vi ricordate, forse adesso un po' meno, ma se noi andiamo indietro di 5-10 anni, l'Italia ha avuto, o quantomeno si vantava, di avere i sindacati più forti d'Europa. E nonostante tutte queste battaglie sindacali che sono state rivendicate, dei vari costrati, eccetera, eccetera, il mercato del lavoro italiano, lasciatemelo dire, fa ridere i polli. Tanto è vero che oggi la normativa del mercato del lavoro è una vera e propria giungla che consente, lasciatemelo dire, non si offenda a nessuno, ogni sopruso ed ogni abuso a livello contrattuale. Quindi questa è la situazione del mercato del lavoro italiano, al netto del fatto che i salari siano i salari più bassi d'Europa, se ovviamente non li compariamo con i paesi dell'Europa orientale. Ma qual è la buona novella, qual è la buona notizia forse di tutto questo? È che effettivamente il governo pare avere capito che la crescita dell'Italia dipende dalla crescita dell'economia. E infatti abbiamo visto diversi provvedimenti in questo senso. Da questo punto di vista ci sarà appunto nelle prossime settimane una forte discussione per quanto riguarda la materia del lavoro, e sarebbero tante le ipotesi dal mio punto di vista positive in questo senso, perché il governo starebbe prevedendo non soltanto i premi a chi produce di più e a chi assume, ma potrebbe anche ridurre le tasse sugli straordinari e sui bonus, perché effettivamente se la mia tassazione è dal mio punto di vista percepita come eccessiva sui miei straordinari e sui miei bonus, io ovviamente
sono meno incentivato a spendere più ore, nella mia azienda, e sono anche meno incentivato ad essere eccessivamente performante, perché se alla fine da una ora che dovrebbe essermi riconosciuta a 10 euro la tassazione arriva a 6 euro, io ovviamente non me la sento di stare sul posto di lavoro un'ora in più. Questo ovviamente al netto dell'analisi dei costi e dei benefici. Quindi questa è e dovrebbe essere la direzione di un paese che ha una visione. Non fosse che, guardate bene, ve lo dico in maniera papale, l'Italia non ha nemmeno un documento che, a differenza degli altri paesi, chiarisca quali sono i propri interessi nazionali. Guardate bene che la delineazione di quali sono gli interessi nazionali è anche importante per definire quella che è la strategia della sicurezza nazionale. In questo senso, dunque, si stanno facendo dei passi in avanti anche per quanto riguarda la politica estera, perché appunto sembra che in tema di reputazione del paese, quindi non soltanto di mercato del lavoro e di economia, si sta cercando di diventare un paese che non solo assume un determinato connotato o una determinata collocazione all'interno delle varie tavolate internazionali, ma un paese che cerca di portare su quei tavoli anche delle idee innovative e dei contributi di peso. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane, e se siete d'accordo salterei quella che è la consueta, come si dice, il consueto spazio musica. Questo perché per via delle domande, per via anche della consistenza dei temi, è importante andare ad affrontare altre questioni che sono importanti e di vitale importanza per i cittadini italiani. Questo perché ci viene detto oggi, ci viene ricordato, scusate, proprio dall'Italia Oggi, che le scadenze fiscali sono una giungla da sfondare. Guardate bene che non è una questione importante quella della scadenza, cioè, le aziende oggi non parlano soltanto in termini di quante tasse pago, ma quanto mi costa pagare quelle tasse. Guardate bene che c'è una letteratura internazionale, ci sono studi fatti anche dalla Banca Mondiale, eccetera, ma anche dalla stessa Unione Europea, i quali certificano che più complesso è il sistema fiscale, maggiore è il costo in consulenze che un imprenditore deve pagare per ottemperare ai propri obblighi con il fisco. Quindi non soltanto la tassazione elevata in Italia, ma il sistema di tassazione è così complesso che gli imprenditori devono far fronte anche a costi di compliance maggiori. Quindi sostanzialmente devono pagare un consulente più di altri paesi europei per poter pagare le tasse, perché non è chiaro quali tasse devono essere pagate, quando devono essere pagate, come devono essere pagate. E non c'è soltanto il tema del pagamento delle tasse, ma c'è anche il tema ovviamente dei vari rimborsi che devono essere affrontati. Il sistema fiscale è estremamente complesso, cioè il 2022 si è chiuso con quasi 1500 adempimenti fiscali messi a calendario dall'Agenzia delle Entrate. Ecco, voi ditemi come un'azienda debba oggi organizzarsi all'interno di questa giungla di scadenze fiscali, come la chiama appunto il vice ministro Leo. Guardate bene che c'è anche una statistica della Banca Mondiale in cui emerge che un'impresa deve impiegare 6 settimane all'anno solo per capire quali tasse deve pagare, quante tasse deve pagare e come le deve pagare. 1 mese e mezzo che un'impresa dovrebbe dedicare a produrre viene oggi speso dalle singole imprese per poter pagare, per poter capire come pagare le tasse. Questo è un altro nodo che deve essere risolto, e speriamo che da questo punto di vista questo governo, che si è posizionato come un governo del fare, possa trovare un accordo per dare una bella sforbiciata agli adempimenti fiscali messi a calendario. C'è un altro poi tema sempre sul mercato del lavoro, perché come tutti i nostri ascoltatori sapranno, negli ultimi 2 anni si è spesa una grande mole di
denaro per il 110%, denaro che in parte nei prossimi anni tornerà, e sicuramente tra qualche decennio tornerà con gli interessi. Il problema è... Ecco Robert, ti fermo, abbiamo un'ultima chiamata e gli ultimi 4 minuti per te. Prego. Pronto? Sì, prego, buonasera. Buongiorno. Buonasera, salve Robert. Allora, io volevo dire che gli adempimenti fiscali sono stati causati senz'altro dalla voracità del fisco e di questo Stato, però anche dalla connivenza, secondo me, delle associazioni di categoria, cioè le associazioni degli artigiani, quelle che tengono la contabilità e che chiamano quando c'è da versare l'IVA o da versare le imposte e di consulenza non ne fanno assolutamente nulla, sono quelle che più hanno guadagnato dall'aumento di tutti questi obblighi fiscali, perché è chiaro che il lavoratore autonomo che aderisce alla flat tax, che quindi di adempimenti ne ha davvero pochi, non ha bisogno di qualcuno che gli stia dietro e che gli segua tutti i conti, perché i conti si seguono da sé, ok? Quindi è chiaro che abbiamo un tessuto di associazioni di artigiani e di lavoratori autonomi che non hanno fatto il bene degli artigiani e dei lavoratori autonomi, ma assolutamente si sono riempiti la pancia, ecco, con questa cosa. Poi l'ultima cosa, non sono d'accordo con lei quando prima leggeva i dati dell'economia come dei dati così importanti, perché secondo me il più 4 ultimo è stato anche in parte un rimbalzo dato dalla grave contrazione dell'economia nel 2020. La saluto e l'ascolto per radio. Sì, grazie, buonasera. Lei ha fatto benissimo a fare questa precisazione, perché io la penso esattamente con lei. Quel più 4% fu un grande strumento di propaganda del precedente governo. Infatti quello che è stato omesso dall'analisi delle varie statistiche, anzi sono state semplicemente riportate le statistiche, ma i numeri, noi lo sappiamo, non sono mai neutri. È il motivo per cui Francia e Germania sono cresciuti meno, così come gli Stati Uniti sono cresciuti meno rispetto all'Italia. Non è dovuto tanto al fatto che la loro economia è meno brillante di quella italiana, ma è dovuto al fatto che la loro economia ha subito l'impatto della pandemia molto meno rispetto a quella dell'Italia. Quindi lei ha fatto molto bene a fare questa precisazione, che è una precisazione acutissima. Dall'altro punto di vista, guardi, io vivo nel Regno Unito, dove mi connetto il mercoledì e il venerdì, e mi lasci dire che qui esistono dei sindacati, pochi, esistono le associazioni di categoria, pochissime, ma il loro compito non è nemmeno quello di fare lobby. In Italia esistono decine di associazioni di categoria, e come lei ha constatato, in questi anni sono riusciti a raggiungere veramente poco. C'è un'unica associazione di categoria in Italia che sa raggiungere obiettivi, e quell'associazione di categoria si lasci dire, è Confindustria. Le altre associazioni di categoria in questi anni hanno saputo ottenere poco in termini di obiettivi nel lungo periodo. Forse bisognerebbe anche riflettere su quella che era la loro strategia a lungo termine per fare gli interessi degli associati. Sicuramente ci sono delle persone brave e capaci all'interno di queste associazioni, e io ho la fortuna di conoscerne alcune, ma il panorama delle rappresentanze professionali e imprenditoriali in Italia è così frammentato che questo rischia di fare il gioco di chi non vuole il bene delle imprese in Italia. Noi chiudiamo qui, vi auguro una buona fine settimana e ci vediamo mercoledì prossimo alle 17:30. Avete ascoltato